Dal ristorante Sporting ci siamo spostati in piazza Papa Giovanni, dove alle nostre spalle vedete i gioielli del nostro comparto lattiero caseario, i nostri formaggi. Noi siamo in compagnia di Terenzio Borga, che è il presidente di APROLAV, l'associazione dei produttori di latte del Veneto, che ormai da molte edizioni organizza questa manifestazione e porta nelle spiagge del Veneto i nostri formaggi. Ma tutte le manifestazioni che fa APROLAV in genere vengono ripetute. Arrivare all'11ª edizione vuol dire che diventano importanti. Questa per ordine di importanza quindi è la terza, dopo il Casius Veneti e dopo i formaggi della montagna veneta. 20 anni di promozione di APROLAV e i risultati si vedono. Quali sono i prodotti in degustazione e anche in vendita? Tutti i formaggi tipici del Veneto, i formaggi delle nostre cooperative, dei nostri trasformatori che hanno qualcosa di importante da presentare. Mi viene in mente in questo momento il formaggio delle grotte del Calieron, ma tutte le DOP e tutte le tipicità e le slow food che abbiamo sono qua presenti. Ce n'è per tutti, i turisti vengono, assaggiano e comprano e poi magari vengono a chiedere anche qualche informazione e il giorno dopo tornano a ricomprarlo e ti chiedono dove lo possono trovare. Quindi questa penso sia la dimostrazione più tangibile di come i nostri formaggi abbiano riscontro proprio all'interno dei gusti dei nostri turisti. Vediamo i tedeschi effettivamente quanto affezionati sono, addirittura ce ne sono di quelli che tornano e l'anno dopo ti chiedono di nuovo i prodotti che hanno trovato l'anno prima, per cui i nostri sono prodotti che lasciano il segno. E che tra l'altro sono prodotti che vengono, ahimè, anche imitati, però insomma buoni così non li sanno fare. Lo sappiamo e lo dico sempre, noi non imitiamo gli altri, tutti ci tentano di copiarci, copiano la nostra qualità. C'è un attacco alla nostra qualità non solamente nel settore del latte ma anche nel settore dei trasformati. I mercati italiani stanno proponendo formaggi non di qualità sicuramente perché sennò li copierebbero, che sono di altri paesi che hanno le eccedenze di latte e che tentano in qualche maniera di invadere e di venire a rubare quello che è la nostra tradizione. Io spero non ci riescano, tanto che ci vuole buona volontà da parte di tutti, in primis dalla politica, si deve difendere in tutte le maniere possibili. Presidente Borga, il prossimo appuntamento con i formaggi del Veneto quando sarà? Abbiamo come al solito la 20ª edizione dei formaggi del Morlacco Bastardo della montagna veneta a Maigacombe Crossi, la pietra miliare, quella dalla quale siamo partiti. Quella è una cosa bellissima, una festa aperta a tutti, una festa per le famiglie, una festa per i bambini. Quella è la prima e poi c'è come al solito la più importante, il Casius Veneti, anche quest'anno a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, l'ultimo weekend di settembre. E tra l'altro, Presidente, lei mi accennava prima che proprio riguardo ai formaggi della montagna, insomma state avviando un percorso importante. Sì, stiamo portando avanti con forza il percorso per arrivare alla DOP del Morlacco e del Bastardo del Grappa. Parliamo di Morlacco e Bastardo del Grappa perché per evitare quelle imitazioni che comunque vengono fatte. Ormai hanno preso piede quei due tipi di formaggi e vogliamo preservare la zona di origine, quindi il Monte Grappa e proprio le sue pendici, dalle quali effettivamente tanti anni fa Bernardi e Innocente con tanta attenzione sono andati a farli riproporre, perché ricordo che non erano neanche consentiti perché i prodotti di latte crudo secondo qualcuno sono dannosi per la salute. Adesso sono diventati residual food e noi faremo di tutto per farli diventare DOP, per preservare i nostri gusti, la nostra storia, la nostra tradizione. Ringraziamo Terenzio Borga, presidente di APROLAV, vediamo il benvenuto a Fabrizio Tonon, che è il presidente della Proloco qui di Caorle. Ogni anno questa manifestazione richiama davvero tante persone, tanta curiosità, quindi forse è anche per questo che viene fatta da così tante edizioni. Certo che sì, devo dire che in questi giorni addirittura qualcuno sta chiedendo e viene appositamente a Caorle proprio perché si aspetta questa iniziativa. È un'iniziativa che noi facciamo con l'APROLAV già da 6 anni e questo conferma la validità di iniziative come queste e proposte agli ospiti e ai turisti che sono sempre più attenti e curiosi di capire quali sono i prodotti tipici locali, non solo il nostro pesce magari, ma anche i prodotti veneti come il latte e naturalmente i derivati che sono il formaggio. Noi naturalmente in questi giorni in accordo con l'APROLAV stiamo proponendo questi prodotti anche nei ristoranti e
negli alberghi con alcuni buffet e qualche presentazione dei piatti. E anche questo è una volontà da parte dell'imprenditoria, ma anche da parte della Proloco, di far conoscere e far evolvere un aspetto turistico che non è solo legato alla balneazione, ma anche alla scoperta di prodotti tipici veneti che hanno una validità sensazionale e attirano l'interesse dei turisti e degli ospiti che frequentano Caorle. Leggo qui alle nostre spalle tesori unici che sono i prodotti, i nostri formaggi, ma anche, perché no, questo centro così delizioso di Caorle e le nostre spiagge. Sì, devo dire che Caorle col suo centro storico, e non solo, perché anche le zone limitrofe e quelle che circondano Caorle sono apprezzate dalle lagune, dalle piste ciclabili, dall'entroterra rurale. Caorle è una novità assoluta di quest'anno. Caorle è stata nominata ed è stata assegnata la bandiera Spighe Verdi, che è una bandiera che si abbina alla bandiera blu, ma perché? Perché valorizza le realtà e le valenze rurali, quindi la sostenibilità, i prodotti tipici, l'ambiente, la valorizzazione delle produzioni. Quindi Caorle è una delle 13 località nazionali che si può fregiare della spiga verde a livello nazionale. Ma i turisti da dove vengono? Ecco, devo dire che noi non stiamo soffrendo crisi particolari, proprio perché abbiamo una rotazione del turista, e proprio per questa nostra valenza e le proposte che stiamo facendo anche dal punto di vista agroalimentare, i paesi del nord Europa stanno frequentando la nostra località. Parlo di svedesi, danesi, olandesi, perché sono più sensibili a un turismo fatto anche da aspetti ambientali e di produzioni tipiche. Sono particolarmente curiosi di scoprire e di imparare quali sono i nostri piatti, ma anche i nostri prodotti. Quindi i turisti del nord Europa stanno frequentando Caorle e quindi ci danno una garanzia e anche una soddisfazione da un punto di vista non solamente della spiaggia o del mare o del sole o del turismo cosiddetto balneare. Io ringrazio Fabrizio Tonona, presidente della Proloco di Caorle. Amici, e qui dal litorale veneto è tutto, ridiamo a lei nello studio perché Verde a Nord-Est continua. Grazie.